e ai quali appunto il Consiglio regionale, su iniziativa data dall'assessore Panontin, dedica ovviamente un plauso per le attività che ha svolto. Prego, Presidente. Panontin, che si scusa ma non può essere presente oggi perché, come è noto, festeggerà i 60 anni di attività. Il Corpo Nazionale, che fa parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile, è una struttura preziosa per tutta la nostra comunità. Ha una lunga e gloriosa storia alle spalle. Ispirato ai principi della solidarietà e della fiducia reciproca, il Friuli Venezia Giulia rendono l'idea del servizio svolto per la comunità. 3.835 interventi, più di 5.000 persone soccorse, di cui 1.716 ferite e 580 decedute, senza contare la presenza del corpo in tutti gli scenari più difficili, dal Vajont nel 1963 al terremoto del 76, dalle alluvioni in Piemonte del 94 a quelle che hanno interessato Canal del Ferro e Valcanale nel 96 e nel soccorso del giugno di quest'anno in Baviera. Un episodio emblematico sul quale vorrei soffermarmi. Il giorno volontariamente compiono azioni straordinarie di questa portata in silenzio e serenità. In secondo luogo perché questo intervento, che lo ricordo, ha mobilitato le squadre di soccorso di diversi paesi in una sorta di gara di solidarietà transfrontaliera, può considerarsi l'emblema della solidarietà unita alla professionalità che caratterizza tutti gli interventi del nostro Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, accidentalmente sganciata da uno dei compagni di esplorazione subendo un grave trauma cranico. In considerazione del fatto che il giorno dell'incidente era oltre i più adatti tecnicamente ad affrontare incidenti in questo tipo di cavità particolarmente profonde. Durante le prime giornate successive all'incidente, il soccorso tedesco, coadiuvato da quello svizzero, aveva tentato invano di far arrivare le proprie squadre mediche sul ferito, ma le difficoltà della grotta avevano respinto ogni tentativo. Per affrontare le risalita, probabilmente la più lunga e complessa operazione di soccorso a livello internazionale mai effettuata. Durato ben 12 giorni e che ha avuto meritatamente ampia risonanza mediatica, non sono mancati ringraziamenti ufficiali da parte dei colleghi delle autorità tedesche, in particolare del primo ministro bavarese signora Barbara Stanno. Tempestive anche le congratulazioni del primo ministro italiano Matteo Renzi. Tutti grazie, siete per noi un esempio e un grande motivo di orgoglio. Intanto voi no, salve, salve, grazie, bene, questa apriamo, ecco qua, voilà. Grazie alla presenza della foto, dei consiglieri che